Morsi al volto e agli arti, una furia che poteva trasformarsi in tragedia. È finito in ospedale con 15 giorni di prognosi per la sola colpa di essere andato a svolgere una profilassi ad un cane. L'ha aggredito un veterinario esperto di 66 anni con ben 33 di servizio alle spalle dell'US 2 del distretto di Asolo, che si era recato a casa di un 63enne per verificare i motivi dell'aggressività di uno dei suoi 6 cani, dato che in precedenza aveva già morso senza apparentemente motivo una persona. Il medico era giunto a casa del 63enne per controllare che il cane fosse munito di microchip, che non è stato poi trovato, e nessuno degli animali è stato poi appurato, era registrato o coperto da assicurazione, motivo per cui il proprietario si è rifiutato di aprirgli il cancello ed è arrivato a liberare i cani che gli si sono scagliati contro, aggredendolo fino a ferire il medico con morsi anche al volto. Gli esemplari dei meticci di taglia media si sono avventati sul medico seguendo quello che i veterinari definiscono effetto branco, ovvero la stimolazione dei comportamenti trassimili e la loro imitazione. Attimi di tensione e paura. Il veterinario è stato visitato dai sanitari che hanno provveduto a curare le ferite. L'uomo è stato denunciato. Già noto alla magistratura per altri reati contro il patrimonio, dovrà ora rispondere di lesioni personali.